Autonomia, il vice premier Di Maio a Napoli in occasione della presentazione dell'osservatorio sul regionalismo differenziato. Si fa, dice, se non danneggia il sud, Zaia aiuta il meridione, non lo colpisce. Ondata di maltempo nel fine settimana, le piogge causano 2 allagamenti della cattedrale di Chioggia e di fronte al silenzio delle istituzioni scende in campo il vescovo che sfida la soprintendenza. Il video di una gondola con 4 persone a bordo in balia delle onde sabato a Venezia diventa virale sul web, ma esplode la polemica sulla sicurezza. Carenza di organici nelle sale operatorie dell'ospedale di Treviso, i sindacati proclamano lo stato di agitazione e mancano 40 figure, denunciano. Stava cercando di vendere alcuni bicchieri rubati in una vetreria di Murano, ex dipendente denunciato insieme ad un cameriere di Venezia. Un incubo vissuto da 2 genitori padovani a cui è stata tolta la figlia neonata, poi riaffidata alla coppia, mamma e papà ora hanno deciso di chiedere i danni. Stasera suoni di Marca sulle mura di Treviso, concerto dei Village People, ma ieri a sorpresa i componenti della storica band americana si sono mescolati tra il pubblico incredulo animando la serata. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri telegiornali, lo avete dunque sentito ora dai titoli in apertura, l'autonomia, il presidente veneto Luca Zaia lancia messaggi al governo, bisogna velocizzare l'iter e intanto a Napoli nasce un osservatorio delle università su autonomia differenziata ed il Movimento 5 Stelle sta scrivendo un nuovo testo per la riforma. Sentiamo. La verità la dirà la storia, nel senso che se questo progetto, questo governo decide di non farlo, arriverà qualcuno e lo farà. Come diceva Einstein quando gli hanno chiesto che cos'è l'invenzione, e Einstein ha detto un problema, un giorno arriva qualcuno e risolve il problema. Vedrete che comunque questo percorso già iniziato di autonomia troverà la sua soluzione. Spero la trovi con questo governo, altrimenti serve un fallimento totale. Autonomia, il duello continua. Luca Zaia lancia messaggio al governo, la riforma va affrontata velocemente. La Lega ha già detto con chiarezza che vuole l'approvazione di questo progetto, è rispettoso dei cittadini da nord a sud, porta responsabilità e efficienza ed è sicuramente anche un'occasione per i cittadini del sud per misurare la qualità dei loro amministratori. Intanto oggi a Napoli nasce un osservatorio delle università sul percorso dell'autonomia differenziata. I napoletani vogliono studiare l'autonomia, affacciano un tavolo anche loro sull'autonomia, tanto i risultati li sappiamo già. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle sta scrivendo un nuovo testo sull'autonomia con un criterio diverso di riparto delle risorse e Luigi Di Maio critica la bozza veneta. L'autonomia va fatta, ma va fatta nella misura in cui non danneggia le altre regioni. Per non danneggiare le altre regioni noi dobbiamo cogliere un'occasione storica, che è quella di un'autonomia che ci permetta di fare insieme i livelli essenziali di prestazione, il fondo di perequazione e un investimento straordinario sul sud, perché oggi, per come era progettata questa autonomia, andava a discapito non solo delle regioni del sud ma anche del centro. Spero che il ministro Di Maio e il vice premier Di Maio non voglia screditare addirittura il comitato scientifico di illustri accademici che finora ha lavorato per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il progetto. L'autonomia non colpisce il sud, l'autonomia aiuta il sud, l'autonomia non è contro il sud ed è veramente a questo punto sta diventando anche penoso continuare a sentirlo, visto considerato che noi pensiamo invece che la vera era della responsabilità passi attraverso l'autonomia, responsabilità, efficienza, virtuosità e tutto quello che noi conosciamo. Pensare ancora una volta che sia contro il sud vuol dire non aver capito nulla. Tra i disagi provocati dall'ondata di maltempo del fine settimana ci sono stati ben 2 allagamenti della cattedrale di Chioggia e di fronte al silenzio delle istituzioni scende in campo il vescovo. Poi la sovrintendenza verrà, mi metteranno in carcere, non so perché fosse anche penale l'intervento, non so cosa dire, però a mali estremi forse qualche volta i rimedi estremi possono essere utili.
Una gettata di cemento per eliminare il dislivello della strada che provoca l'allagamento della cattedrale di Santa Maria Assunta ad ogni pioggia sostenuta. Il vescovo di Chioggia è pronto a sfidare la sovrintendenza o chi per essa, se fosse necessario, a sbloccare una situazione che si trascina da un paio d'anni e che nell'ultimo fine settimana ha visto l'acqua entrare per 2 giorni di fila nella principale chiesa cittadina, con tanto di messa annullata per allagamento. Dopo ore passate a liberare la cattedrale dall'acqua con l'aiuto di alcuni volenterosi fedeli, il parroco Don Danilo Marina si è spinto a dire che se va avanti così chiuderà la chiesa, ma ha l'accorato appello dei religiosi perché chi di dovere provveda è per ora caduto nel vuoto. No, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche coloro che hanno la manutenzione, perché hanno le chiavi del sistema delle pompe, non si sono fatti assolutamente vivi, non so, è la Veritas, è la SST, è il comune, noi non sappiamo neanche a chi rivolgerci, perché quando chiedi dicono ma no, non sappiamo, non è possibile. I problemi qui sono cominciati quando per combattere l'acqua alta il Consorzio Venezia Nuova ha alzato il livello del corso. La sovrintendenza non ha permesso la realizzazione di un gradino che eliminasse l'inevitabile pendenza che si veniva a creare di fronte alla cattedrale e la chiesa si è ritrovata al centro di un catino. L'unico intervento che ho fatto a suo tempo, quando è cominciata sta storia, direttamente allora c'era Mazzacurati, gli ho detto guarda, qui avete fatto i lavori malfatti, adesso dico comunicheremo sta storia, no, dice mettiamo a posto, e infatti sono intervenuti e hanno fatto sto sistema che è funzionato fino a 2 anni fa, adesso da 2 anni ogni tanto capita sta roba, vuol dire che non c'è la manutenzione. Ferme le pompe sono ripresi gli allagamenti, ma al di là dei disagi per i fedeli ci sono anche da considerare i danni che l'ingresso dell'acqua può arrecare ad una cattedrale che risale al 1600. Dall'altra parte della strada, ad esempio, la quattrocentesca chiesetta dei Santi Pietro e Paolo è sempre all'asciutto. Abbiamo messo la pompa, non ci vuole chissà quale, ogni tanto un controllore passa, controlla, vede che funziona, il galleggiante è a posto, si tengono puliti i tombini, basta. Ci spostiamo ora nel Bellunese. Dopo il maltempo del weekend la situazione è migliorata, ma in montagna potrebbero ancora verificarsi violenti temporali, specie nella giornata di domani. Nel frattempo ieri è stata riaperta la strada che da Arabba sale a Passo Pordoi. Tanto tuonò che piove, ma a conti fatti nel Bellunese la situazione si è rivelata meno critica del previsto e si tira un sospiro di sollievo, anche se dopo la tempesta Baia il territorio continua a mostrare le conseguenze delle gravi ferite inferte da pioggia e vento. E così puntualmente smottamenti e frane hanno causato problemi alla viabilità, soprattutto nella parte alta della provincia. Fra Misurina e Carbonine, fra Arabba e il Passo Pordoi, Veneto Strade ha lavorato senza soluzioni di continuità per liberare le regionali da detriti, massi e fango e per mettere in sicurezza la circolazione interrotta venerdì pomeriggio. Conta i danni non sono pochi a Soppol di Taibona Gordino Agostino Cadorine, la cui casa la notte fra venerdì e sabato è stata investita da un fiume d'acqua fuoriuscita da una condotta dell'Enel che si presume danneggiata da uno smottamento. A Cortina fra sabato e domenica sono stati rimossi i detriti finiti nel Bigontina, nella frazione di Alverà e poco sopra la zona del lago Scine, la stessa tristemente nota per la tragedia accaduta 2 estati fa. Vento e pioggia hanno causato allagamenti e caduta di piante a macchia di leopardo dall'Alpago al Feltrino. Problemi anche a Belluno. Ci sono stati vari interventi sul territorio, prevalentemente per rimozione di alberi, i quali alberi continuano a cadere. Ciò che un tempo era un avvenimento assolutamente straordinario, adesso è diventata praticamente la normalità e per quanti alberi tagliamo per mettere in sicurezza, ciò nonostante ogni volta che c'è maltempo e quando c'è vento forte continuano a cadere alberi. Interventi del personale del Comune e della Protezione Civile per la rimozione degli alberi e il ripristino delle condizioni di sicurezza alle Ronce, Tassei, Tisoi, Pedeserva e in via dei Dendrofori. La situazione meteorologica è complessivamente migliorata, ma per martedì si prevedono altri temporali anche di forte entità in tutta l'area dolomitica. Per questo motivo il Centro regionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato un nuovo stato di attenzione per criticità idrogeologica e idraulica sulla rete secondaria dalle 12 di martedì alle 8 di mercoledì. Ed ora nel Vicentino parliamo ancora di maltempo. Dopo il violento nubifragio di sabato ora è il momento della conta dei danni ed il sindaco fa sapere che è pronta la richiesta dello stato di calamità per la regione.
Dopo la violenta bomba d'acqua di sabato pomeriggio a Noventa è tornata la tranquillità ed ora si fa la conta dei danni. Il sopralluogo nella serata di sabato, subito dopo gli interventi di priorità, è servito a preparare la mappatura per la successiva richiesta da parte del sindaco dello stato di calamità alla regione. Adesso, finita l'emergenza e ovviamente fatta la mappatura durante le vie che sono state interessate, con le osservazioni rilasciate ovviamente dai vigili del fuoco e con quello che stiamo ricevendo da parte dei nostri concittadini, stiamo predisponendo tutta la documentazione che verrà spedita in Regione Veneto per chiedere lo stato di calamità. L'intervento di emergenza di tutte le squadre a disposizione è stato rapido ed efficace. Importante è stato l'aiuto di tutti e il supporto della cittadinanza intera. Una grande collaborazione. Io devo ringraziare come sindaco tutti i volontari della nostra protezione civile locale, in modo particolare il gruppo del Basso Vicentino ANA e il nucleo Carabinieri. 6 squadre di vigili del fuoco provenienti da più parti del Vicentino, anche lì lavoro incommiabile di nostri professionisti e quindi un ringraziamento a tutti quanti i volontari. Un ringraziamento poi lo devo fare ai nostri concittadini che con uno spirito di solidarietà hanno aiutato chi aveva difficoltà, chi aveva praticamente una situazione di più disagio, quindi facendo un sopralluogo nelle varie parti di Noventa, nelle varie vie più interessate al maltempo e con famiglie che si sono trovate scantinati e garage allagati, ho visto veramente un aiuto anche da parte del vicinato e questo è stato un bel segnale. Siamo alla cronaca, potrebbe essere stato il malfunzionamento della canna fumaria ad originare l'incendio che ieri ha distrutto la casa di Maria Doriguzzi, 81 anni, a Comelico Superiore. L'anziana non ha avuto scampo ed è morta per asfissia. Il fumo che ha rapidamente invaso l'abitazione le è stato fatale. La tragedia è accaduta all'ora della messa della domenica nel centro del paese, in piazza De Cassan. È stato un passante a notare il fumo e a dare l'allarme ai vigili del fuoco, arrivati con 8 automezzi e 21 operatori tra permanenti e volontari. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a entrare nella casa dell'anziana donna, che è stata trovata esanime. I danni da fumo all'intera facciata della palazzina, l'alloggio dell'81enne è stato posto sotto sequestro. Sulla tragedia indagano ora i carabinieri di Santo Stefano di Cadore. Antonio Salvadego, l'uomo di 49 anni che venerdì scorso ha aggredito con un coltello Beatrice Mazzucato, 48 anni, parrucchiera di Albignasio, sua ex compagna, tentando poi di togliersi la vita con un colpo all'addome, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere oggi davanti al GIP Margherita Brunello, che ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'uomo è indagato per tentato omicidio. Quando uscirà dall'ospedale finirà pertanto in carcere. La donna lo aveva lasciato 1 anno e mezzo fa e lui da quel momento non le avrebbe più dato tregua. Venerdì l'uomo si è presentato sotto il salone di parrucchiera d'Albignasio, dove lavora Beatrice, le ha sferrato 3 coltellate, una al collo, una al braccio e l'altra alla gamba. Ad assistere alla scena le persone che si trovavano al bar e che hanno chiamato il 112. La prima a soccorrerla è stata la titolare del salone, che ha accompagnato la vittima in ospedale con l'ambulanza. La donna è già stata dimessa. Ed ora parliamo di sanità e della carenza di personale nelle sale operatorie dell'ospedale Cafoncello di Treviso, perché al termine dell'ultima assemblea i lavoratori dei gruppi operatori hanno dato mandato ai sindacati di proclamare lo stato di agitazione unitario. Ormai la situazione è talmente esasperata in termini di mancanza di personale e di problemi organizzativi che per in forma di protesta naturalmente i lavoratori non faranno più orario aggiuntivo né tantomeno la libera professione. La situazione della carenza di personale nelle sale operatorie del Cafoncello di Treviso non è più sostenibile, è quanto si legge in un comunicato unitario dei sindacati che al termine dell'ultima assemblea con i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. È chiaro che dobbiamo mettere nelle condizioni questi lavoratori di fare il loro orario giornaliero e di non sforare continuamente come sta succedendo, sia nell'orario per mantenere le sedute operatorie e dare risposte naturalmente ai cittadini, che con il numero esagerato di pronte disponibilità. È da tempo, continuano i sindacati, che denunciamo la carenza di personale nelle sale operatorie, che sono uno dei punti di eccellenza del nostro sistema sanitario. Mancano circa 40 tra infermieri e operatori. Questo nelle sale operatorie.
questo solo per le sale operatorie. Alla luce di questo arrivano le richieste all'ULSS. Chiediamo una risposta immediata in termini di assunzione di personale e riorganizzazione delle sale. Pronta la replica dell'azienda sanitaria per voce del direttore generale Francesco Benazzi. Queste grandi mancanze, queste grandi carenze noi non le vediamo assolutamente, tant'è che rispetto al passato abbiamo anche assunto più persone, quindi automaticamente quando mancano le persone noi le sostituiamo. La carenza, continua Benazzi, c'è tra gli operatori sociosanitari, qui mancano nello specifico 6 figure, ma l'azienda Zero ha già fatto in tal senso un concorso. Noi abbiamo già mandato via 100 telegrammi per assumere gli OSS anche per la sala operatoria. Giornata importante oggi a Padova, è iniziata ufficialmente la demolizione della vecchia palazzina di pneumologia, al suo posto sorgerà la nuova pediatria. La ruspa dal primo colpo, parte da qui, dalle rovine del vecchio reparto di pneumologia, il futuro del nuovo polo della mamma e del bambino dell'azienda ospedaliera di Padova, una struttura che sarà punto di riferimento per tutto il Veneto. Sotto gli occhi del governatore Zaia, il direttore generale Luciano Flora ha spiegato come si svolgeranno i lavori di demolizione del vecchio stabile degli anni 50, ormai fuori norma. Lo vedete alle mie spalle, la ruspa è già al lavoro, è iniziato l'operazione di abbattimento che durerà fino ad ottobre di quest'anno e sono già state messe delle palizzate alte 4 metri per evitare la dispersione di polveri. Verranno utilizzati anche degli idranti per evitare l'inquinamento dell'aria, un lavoro delicato vista la posizione all'interno dell'area dell'ospedale Giustinianeo circondato dai reparti. Nei mesi scorsi sono state rimosse le scale d'acciaio esterne e si è provveduto ad una sorta di raccolta differenziata di tutti i materiali contenuti all'interno della vecchia pneumologia trasferita al primo piano del policlinico. Pochissime le quantità di amianto ritrovate, il cronoprogramma procede così veloce. Questo è un cantiere che vale 600.000 euro per la demolizione, poi la Regione ha stanziato altri 60 milioni di euro già oggi pronti per ovviamente tutta la realizzazione dell'ospedale della donna e del bambino, che sarà un ospedale innovativo, avrà 150 posti letto e sarà ultimato nel 2022. Per il 2023 i reparti saranno pronti e i piccoli pazienti saranno già dentro per essere curati al meglio. Ecco come sarà il nuovo polo di pediatria. Vi dico cosa vediamo. Vedremo una grande realizzazione dedicata ai bambini, con a fianco un parco giochi meraviglioso, il Parco delle Mura, dove i bambini ricoverati vedranno i bambini giocare o andranno loro a giocare, i bambini giocare e faranno festa ai bambini ricoverati. Questa è la visione, una visione integrata dove questo ospedale e il Parco Futuro delle Mura saranno un patrimonio per la città e per i bambini e per le loro famiglie. Soddisfatto anche il sindaco Giordani, questo giorno dice l'anteprima della costruzione del nuovo ospedale di Padova Est. Sono molto felice, è un momento che sognavo veramente ancora da un paio di anni a sta parte. È una bella cosa, è l'inizio di un percorso importante che porterà alla realizzazione in 10 anni dell'ospedale nuovo. Polemiche a Venezia dopo la diffusione di un video che mostra una gondola con turisti a bordo in balia del maltempo e del moto ondoso. Il video, ripreso da un passante, è diventato immediatamente virale in rete. Siamo di fronte a Piazza San Marco e sabato pomeriggio. Il vento impetuoso e il moto ondoso scuotono una gondola con 4 passeggeri a bordo, tra cui 2 bambini. Sotto un cielo plumbeo la gondola ondeggia pericolosamente in balia delle onde. Inizialmente il gondoliere si aggrappa alla poppa di un'altra imbarcazione ormeggiata. Sono momenti di tensione, qualcuno grida si ribalta. Si ribalta! Con una corda legata al ferro, la gondola viene faticosamente tirata verso lo stazio. Tra la folla che assiste alla scena, dalla riva degli Schiavoni, qualcuno accenna ad un timido applauso. Tutto si risolve per il meglio e i passeggeri possono scendere a terra, ma è evidente che il pericolo del navigare in laguna col maltempo non riguarda solo le grandi navi, soprattutto in un periodo che appare sempre più dominato da eventi meteorologici estremi. Le autorità competenti devono intervenire e devono gestire la navigazione del bacino sia per i taxi sia per le gondole. Non si può più lasciare così alla discrezione, considerato che questi eventi atmosferici sono di una violenza spesso e volentieri inaudita. Bisogna un bollettino meteorologico, come in un aeroporto, se c'è brutto tempo per mezz'ora
gli aerei non possono più decollare e atterrare. Come al momento non è prevista questa procedura? Che io sappia, no. Mi sono informato, no, non esiste. Un rave party improvvisato nell'ex Chiareforti di Silea, il blitz dei carabinieri che hanno denunciato un giovane residente nel Vicentino e sale la polemica sullo stato di abbandono e degrado del sito. Il sindaco: è un'area privata, noi abbiamo fatto quello che potevamo. Il lucchetto è stato divelto e il cancello aperto. È iniziato così sabato sera un rave party improvvisato e senza alcuna autorizzazione nell'ex Chiareforti. La musica palla ed un fiume di alcol. Sono stati alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine. Il blitz dei carabinieri è scattato a luna di domenica mattina. Festa finita e musica ferma. 150 i giovani presenti che sono stati controllati. Non solo, ma la zona è stata perquisita e sono spuntati alcuni grammi di marijuana ed uno di cocaina. La droga è stata sequestrata. Gli uomini dell'arma hanno anche trovato uno stand bancarella dove venivano venduti alcolici di ogni tipo. A terra c'erano numerose lattine e bottiglie. Il finale della festa non è certo come l'organizzatore l'aveva pensato. Il giovane 22 anni residente nel Vicentino è stato denunciato e gli è stato sequestrato anche il furgone su cui erano state montate la console per il DJ e le casse. Spente le luci della festa si sono riaccese invece le polemiche sulla zona in stato di abbandono e degrado, un'area dove viene segnalata la presenza di barboni e come sabato sera giovani che organizzano feste notturne. Immediata la risposta del sindaco Rossella Cendron. La Chiareforti è di proprietà privata e quindi purtroppo non possiamo intervenire direttamente. L'abbiamo già fatto circa 2 mesi fa, ripristinando quella che è la recinzione e appunto pulendo quella che era diventata una discarica presso la casa dell'ex custode. Il nostro obiettivo è arrivare ad una riqualificazione di un'area che è un patrimonio storico e produttivo di Silea, spiega il sindaco. L'unico davvero chiave per risolvere la situazione è riqualificare quest'area e questo è l'ennesimo invito del sindaco di Silea a chi fosse interessato all'area a confrontarsi con il comune. Gli stabili dell'ex Chiareforti sono pericolanti, ribadisce il primo cittadino. L'area è pericolosa, se è stata messa in sicurezza è proprio per evitare che i ragazzi entrino e davvero è sfidare la sorte. Rubavano alla ditta presso cui prestavano servizio in una vetreria di Murano, denunciati 2 dipendenti infedeli. Dipendenti infedeli in una vetreria di Murano avevano rubato beni e oggetti in vetro per oltre 14.000 euro. I 2, un mastro vetraio di 38 anni e il suo complice di 34, con quest'ultimo che ora lavorava come cameriere, entrambi veneziani, sono stati denunciati dai carabinieri per furto e ricettazione dopo essere stati scoperti a cercare di vendere anche online i pezzi sottratti dalla vetreria. Dalle perquisizioni nelle abitazioni dei 2 sono stati recuperati 77 articoli, tra bicchieri, piatti, vasi e calici in vetro di Murano. Le indagini, avviate dopo i sospetti e la denuncia presentata dai proprietari della vetreria, con i militari che hanno sorpreso il 34enne mentre stava per vendere a un ignaro cliente alcuni bicchieri artigianali a 40 euro ciascuno, contro un valore ufficiale di mercato di circa 120 euro. Oggetti ora sottoposti a sequestro. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed ora siamo nel Padovano, neonata tolta e poi riaffidata. Genitori ora chiedono i danni dopo la caduta dal seggiolino. Il caso venne alla ribalta, ora il perito parla di eccessiva sospettosità dei medici. Hanno vissuto il peggiore degli incubi, si sono visti togliere la figlia neonata e sono stati segnalati per maltrattamenti dall'ospedale di Padova al Tribunale dei minori. Il caso, che ha per protagonisti una coppia di genitori padovani, inizia nel 2016 quando la mamma porta la figlia di 40 giorni in ospedale in seguito ad una caduta dal seggiolino. Lì la piccola risulta positiva alla cocaina. I genitori invece sono negativi, ma nonostante ciò la bimba gli viene tolta. 2 mesi dopo la procura di Padova archivia il loro caso
caso riaffidando la neonata ai genitori. La coppia ora ha chiesto un risarcimento danni di 100.000 euro per il terribile evento vissuto. Il perito affidato al caso ha parlato infatti di un'eccessiva sospettosità da parte dei medici sull'accaduto. La contaminazione con la cocaina della neonata sembra essere stata di tipo ambientale. Non si esclude infatti che la neonata possa essere entrata in contatto con la sostanza anche in un ambiente ospedaliero. Questa sera suoni di Marca sulle mura di Treviso, concerto dei Village People, ma ieri sera i componenti di questa storica band americana si sono mescolati tra il pubblico incredulo animando la serata. Sentiamo. Chi si aspettava solo questa sera e sul palco pare sia rimasto letteralmente basito. I Village People a Treviso, con un giorno d'anticipo e soprattutto non sul palco, ma col sindaco Mario Conte tra la gente e gli stand lungo le mura. Sono venuti ieri sera perché hanno voluto vedere il festival, abbiamo accompagnati su tutti quanti gli stand, si sono concessi per interviste, per foto al pubblico e hanno portato una ventata di simpatia che solo loro possono aver fatto. E che tutto anche questo nell'edizione 2019 di Suoni di Marca, che con questa sera inizia l'ultima settimana di programmazione, inevitabile un primo bilancio. Sicuramente le mura sono state assiepate dal nostro pubblico, un pubblico importante di Treviso, naturalmente anche con un pubblico di turisti che sono venuti per vedere questi big, chiamiamoli così, che abbiamo invitato quest'anno. La media di quest'anno è stata di circa 5.000 persone per ogni sera, fugati tutti i dubbi sulla sicurezza, con la nuova disposizione logistica di palchi e ristoranti da una parte e del piccolo commercio dall'altra. La planimetria nuova ha dato una bella svolta a tutto, è stata liberata la parte di Porta Santi 40 e anche la parte di Porta Caccianiga con gli ottimi viali per l'evacuazione, quindi diciamo che la sicurezza è stata garantita al 100%. Tornando ai 4 statunitensi che con la loro musica hanno fatto la colonna sonora di intere generazioni dance degli anni 70, i Village People, gente del villaggio del quartiere di Greenwich, che a New York in quegli anni voleva dire comunità omosessuale Gay Pride, saranno sul palco centrale per l'attesissima esibizione sui ritmi di Macho Man, Go West e soprattutto YMCA. Vi consigliamo di arrivare presto alla manifestazione intorno alle 19, poiché inizieranno anche i concerti su Second Stage e sul palco Caccianiga, quindi e sul palco Fra Giocondo. Sarà una serata divertente e arrivando a quell'ora potrete anche assaporare le delizie del percorso del gusto che appunto fa parte integrante del nostro festival. I Village quando cominciano a suonare? Intorno alle 21:30 e saranno preceduti dall'esibizione dei Glitter Disco che stiamo aspettando. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio, Stefano Pelloni del PD e Sandro Zampese della Lega. Subito dopo non perdetevi il ring con Massimiliano Barisone, Veneti Uniti, Gian Antonio Darè della Lega, Andrea Ferrazzi PD e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Ed è tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Pressione in rinforzo, tempo dunque indeciso, miglioramento rispetto alla diffusa instabilità dello scorso weekend, ma ancora qualche precipitazione sui monti. Sul Veneto tempo in prevalenza buono con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche residuo temporale sui settori alpini, specie durante le ore pomeridiane, e localmente potrà bagnare anche le aree pianeggianti circostanti. Temperature in ripresa con minime tra 18 e 23 gradi, massime più calde ma decisamente sopportabili tra 28 e 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole ma anche con occasionali rovesci possibili sui rilievi, localmente fin verso le pianure. Temperature in lieve aumento con minime tra 21 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, poi avremo temporali frequenti, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime invece sui 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.